Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Continuiamo con la presentazione delle liste alle prossime regionali del 23-24 novembre in Veneto. Qui con me questa mattina ho Simone Contro, buongiorno e benvenuto, coordinatore Veneto Movimento 5 Stelle e candidato capolista nella lista di Vicenza. Inizio subito a gamba tesa, uno slogan che non è piaciuto, che avete ritirato? No, non è uno slogan che abbiamo ritirato, è un urlo di dolore che il Veneto ormai ha da molti anni, 15, con l'epoca Zaia, e lo stiamo utilizzando solo per i flash mob che stiamo facendo, perché ha un senso legato alle condanne. Noi facciamo i flash mob vicino a dove ci sono delle problematiche nella regione Veneto, che abbiamo fatto la Pedemontana, adesso abbiamo fatto l'ospedale di Rovigo e stiamo andando itineranti per tutta la regione a denunciare tutte le cose che sono imputabili al governo della regione a guida Zaia, ma ovviamente tutto al centrodestra che sta gestendo il Veneto da più di 15 anni, perché 15 anni è Zaia, ma poi abbiamo Galan molto prima, quindi... Diceva la Pedemontana, l'ospedale di Rovigo perché e poi quali sono gli altri punti, che così insomma informiamo anche i nostri telespettatori. Beh, siamo partiti dalla Pedemontana perché sappiamo bene che un'opera che era partita a costare 800 milioni di euro, doveva costare 800 milioni di euro, ne costerà alla fine del contratto quasi 13 miliardi. Quindi capiamo che è una follia che qualsiasi azienda che ha un dipendente che pianifica 800 milioni e spende 13 miliardi, c'è qualcosa che non va. Tra l'altro con contratti capestro che garantiscono al privato gli introiti a prescindere da come vada l'opera, quindi siamo alla follia sulla follia che pagheranno i veneti. Quest'anno la regione si pianifica che dovrà dare 70 milioni di euro alla SIS per i mancati introiti da traffico e siamo solo all'inizio, l'anno scorso erano 40, noi siamo convinti che cresceranno nel tempo. L'ospedale di Rovigo perché noi andiamo a puntare alla sanità, quindi faremo più ospedali nel Veneto per denunciare lo stato della sanità veneta in cui le liste d'attesa sono infinite e i servizi sono sempre più demandati al privato senza potenziare il pubblico. Un altro flash mob che faremo, lo dichiariamo già, ma è chiarissimo che il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista sta lottando, è per le Olimpiadi di Cortina. Delle Olimpiadi che dovevano essere al risparmio, dovevano garantire poi opere complementari per potenziare il bellunese, ad esempio, che ha bisogno di opere di viabilità nel bellunese, ma che abbiamo già visto, dichiarato ormai da tutti, anche dalla regione, sebbene non pubblichi poi lo stato avanzamento dei lavori, che queste opere stanno devastando il territorio, molte di queste finiranno ben oltre le Olimpiadi, e stanno lasciando da parte le opere complementari, quelle veramente utili al territorio, e poi chissà se le faranno. Una volta passato il treno delle Olimpiadi si vedrà. Ma si parla di un indotto di 5 miliardi per il Veneto legato alle Olimpiadi? Ma lo sappiamo tutti che le Olimpiadi portano un indotto, ma sappiamo anche che molte capitali europee e anche Roma, non ultima quando rifiutò le Olimpiadi, sappiamo bene che questi grandi eventi portano un indotto se gestiti in una certa maniera. Tutti abbiamo l'esempio di Torino, cosa fu per le Olimpiadi invernali di Torino e che fine fece poi la pista da bob di Torino, che ci sono i video disponibili per tutti online per vedere lo stato di abbandono di queste opere. Altri flash mob se ce li può anticipare, oppure se ci vuole dire quale sarà il contributo poi del Movimento 5 Stelle, al di là della denuncia delle cose che per voi non vanno, frutto di 15 anni appunto di governo di centrodestra, quali sono invece i contributi e gli elementi, le proposte che portate all'interno della coalizione del centro-sinistra? Beh, diciamo che noi nel centro-sinistra ormai ci lavoriamo da un anno, anche con grande sacrificio rispetto all'idea che il Movimento 5 Stelle storicamente non corre in coalizione, però sappiamo bene che abbiamo anche aperto al dialogo con le altre forze politiche per creare un'alternativa valida nel centro-sinistra, tenendo conto... Avete fatto di necessità virtù, mi sta dicendo, insomma non è stata una scelta facile quella del campo largo? Beh, diciamo che abbiamo avuto esperienze di governo sul programma, sempre basate sul programma, ma siamo partiti a fare un governo con la Lega che ha fatto anche delle interessanti proposte di legge che hanno fatto dei cambiamenti in Italia, poi siamo passati al PD, un passaggio infelice col governo Draghi, però diciamo che il Movimento 5 Stelle in tutto questo sappiamo bene ci ha sempre perso in voti
Eppure, ciò nonostante, siamo convinti che dare un contributo in programma ed in azioni concrete sia importante per l'Italia e quindi siamo a disposizione per fare anche un progetto di coalizione diverso. Non sarà che in Veneto, insomma, non avete fatto grandi risultati e quindi nella coalizione c'è la speranza di poter portare il vostro programma ad avere un'efficacia maggiore? Perché c'è anche uno sbarramento, ovviamente, se uno si presenta in lista da soli. Beh, diciamo che le elezioni regionali, a differenza delle politiche, non si possono fare coalizioni dopo il voto. Quindi chi vince, vince e piglia tutto. Quindi è ovvio che, ad esempio, quello che si può fare alle elezioni nazionali, e cioè correre anche divisi, ma con un progetto comune e poi creare una coalizione, in regione, come anche nei comuni, non si può fare. E quindi l'unica cosa utile per cambiare rotta nel Veneto è cercare di fare di opportunità virtù e quindi creare un progetto condiviso. Noi abbiamo cominciato a sederci al tavolo di coalizione a luglio dell'anno scorso, quindi è più di un anno che lavoriamo a scrivere il programma e a limare sulla coalizione per avere un progetto che sia credibile per i veneti e soprattutto portare una proposta che abbia anche punti del Movimento 5 Stelle all'interno. Quali sono questi punti del Movimento 5 Stelle? Beh, noi, come sappiamo, storicamente puntiamo alla partecipazione, cosa che ultimamente in Italia è sempre più difficile, vista l'astensione al voto. Partecipazione nelle scelte critiche della regione, quindi non più grandi opere che devastino il territorio senza una pianificazione con il territorio e con i cittadini. Parliamo di giovani che nel Veneto, sappiamo bene, le statistiche lo dimostrano, i giovani continuano ad abbandonare il Veneto, giovani che abbandonano per opportunità all'estero e giovani che abbandonano per problemi di trovare casa in Veneto. In Veneto il problema casa, che adesso sta andando un po' alla ribalta anche per le scelte nazionali sugli sfratti, in Veneto abbiamo numeri che sono impietosi, abbiamo tantissime case sfitte, vuote, perché chi ha la proprietà della casa ha paura a darla in affitto. Ci sono città, le maggiori città venete, Venezia, Padova, Treviso, Verona, che hanno tantissimi alloggi che sono dati ad affitti brevi per motivi economici, ma questo sta creando un abbandono dei centri, non ci sono più cittadini che abitano al centro. Però non sono solo motivi economici, anche non ci sono sufficienti tutele per i proprietari di casa, insomma. Certo, ma noi siamo a favore di tutelare un proprietario che veda lesa la sua proprietà per qualsiasi motivo, ma la realtà è che il governo ha tagliato i fondi per il piano affitti e quindi anche le famiglie venete che sono in affitto e hanno da un 30%, dichiarato sulle statistiche, da un 30% nelle maggiori città a un 60% a Venezia, in cui l'affitto impatta sulla busta paga, e quando magari c'è una sola persona in famiglia che lavora perché hanno più figli, possono esserci dei momenti difficili. Il governo, come la regione, può mettere molto in atto per tutelare i veneti. Ovviamente chi se ne approfitta e rovina le proprietà altrui è giusto che venga mandato via, però non possiamo permetterci di avere della gente nei marciapiedi delle strade, perché l'unico modo che abbiamo per liberare il posto è mandarli per strada e non dare un'alternativa. Se non sbaglio, uno dei vostri mantra era quello di abolire la povertà, però il ceto medio è sempre più povero. C'è anche la possibilità a livello regionale di incrementare gli stipendi? Beh, diciamo che la regione non può andare ad agire direttamente sulle piccole e medie imprese, giustamente la libertà dell'impresa è garantita, però può fare un po' di più, può mettere negli appalti regionali un reddito minimo, quindi una paga minima. Se io faccio degli appalti in Regione Veneto non posso accettare che ci siano subappalti che arrivino a pagare operai 3 euro l'ora, questo non è possibile. Almeno dove la regione può e deve fare qualcosa, qualcuno deve farlo e noi ci proponiamo di agire anche in questo, anche perché poi sappiamo bene che subappalti poveri significa anche sicurezza sui cantieri povera e abbiamo visto già ieri la cronaca di un operaio che è svenuto ed è caduto dall'impalcatura e si è scoperto che faceva ore straore con 150 euro al mese. Quindi non è possibile una cosa del genere. Le proposte, lei prima faceva riferimento a delle liste d'attesa, anche uno dei motivi, insomma,
dei vostri flash mob davanti agli ospedali, perché c'è lo spauracchio a vostro dire che la sanità diventi sempre più appalto della sanità privata accreditata. Che proposte avete per risolvere il problema delle liste d'attesa, ma anche della mancanza di organico, per rendere più attrattivo, se vogliamo, più attrattiva la professione del medico e anche dell'operatore sociosanitario e anche dell'infermiere? Allora, diciamo che quella della sanità è abbastanza complicato come argomento, perché la sanità impatta quasi per l'80% del bilancio regionale. È vero anche che la Regione Veneto ha un alto impatto di pagamento al privato per prestazioni che il pubblico non riesce a fare, e questa cosa si è creata negli anni e non la risolvi con uno schiocco di dita, perché nessuno ha la bacchetta magica. Però è ovvio che questa tendenza va invertita. Non si può accettare che si arrivi a un pubblico massiccio all'americana, e non è possibile, dichiarato da Tosi, candidato per Forza Italia, che ha già detto in campagna elettorale che l'obiettivo è di avere un Veneto come la Lombardia, quindi avere ancora più privato a scapito del pubblico. È ovvio che se le politiche regionali vanno a scapito del pubblico, degli ospedali, ne vengono chiusi tanti, poi loro millantano che ne hanno aperto uno, ma sappiamo bene in Regione Veneto quanti ospedali sono chiusi. Basta guardare, anche io in provincia di Vicenza, se guardo l'ospedale di Sandrigo e Marostica, non c'è più pronto soccorso, fanno solo lunghe degenze e piccoli ambulatori. Però c'è il Sant'Orso che in qualche modo è nuovo e doveva accorpare i due ospedali. Anche lì è un altro ospedale fatto in project financing che ha creato non pochi disguidi tecnici di costi soprattutto, però non ha fatto decollare la sanità. Tant'è che io ho anche qui un'impegnativa pediatrica d'urgenza per una 14enne, massimo 30 giorni, 208 giorni al CUP. Qui a Padova. Ma non c'è l'obbligo comunque di trovare una risposta anche andando ad attingere proprio a questa sanità privata accreditata? Certo. Perché poi la sanità privata accreditata è equivalente alla sanità pubblica. Sì, però dobbiamo farci delle domande del perché il privato sta avendo piede in Veneto e il pubblico invece sta morendo. È vero, si va dal privato, 7 giorni, 80 euro. E si fa la visita. Ma non c'è l'obbligo con il ticket nel momento in cui c'è l'emergenza? L'emergenza viene coperta dalla regione, ma sono spese che la regione si fa carico per il privato. Ma se io pago il privato per fare una cosa che potrebbe essere fatta nel pubblico, chiediamoci perché i medici scappano dal pubblico e vanno al privato. Cosa è successo in tutti questi anni che c'è stato un fuggi dei medici? Lasciamo perdere quelli che vanno all'estero dove vengono strapagati e quindi ognuno fa la scelta che vuole, anche cambiando forse vita. Più che strapagati, pagati adeguatamente. Sì, poi sappiamo bene che ad esempio in America un chirurgo ha veramente paghe altissime, però lì è tutta un'altra cosa, però lì abbiamo un esempio del privato che ormai ha fatto una Caporetto sul pubblico. La realtà è che in Veneto abbiamo la possibilità di rilanciare le strutture pubbliche, però se abbiamo ospedali che sono in degrado, o che i turni sono snervanti e la gente scappa dal privato perché non viene gestito correttamente, poi è ovvio che uno va dal privato e lì trova magari la paga un po' più decente perché non ci sono limiti di paga come nel pubblico. Ecco, anche lì la regione dovrebbe battere un po' i pugni perché ci sono dei rinnovi di contratti, c'è una richiesta di avere degli adeguamenti nelle buste paga di chi sappiamo dal Covid in poi ha veramente salvato l'Italia in momenti difficili e merita di più. Altri punti, l'ambiente, quindi in questo programma c'è un programma del Presidente che sono 10 mosse che sta svelando di giorno. Un po' alla volta. Ecco, quali mosse vi vede maggiormente protagonisti, il vostro contributo, perché poi quando c'è una coalizione ci sono suggerimenti di ogni elemento della coalizione, quindi qual è la vostra forza all'interno di queste 10 mosse? Beh, diciamo che il programma poi è molto più ampio dei 10 punti riassunti da Manildo, ma bisogna pure fare una sintesi per spiegare un po' cosa si vuole fare. Beh, diciamo che nella stesura del programma le varie proposte arrivate un po' da tutti i facenti parte della coalizione hanno svelato che la voglia di cambiare il Veneto su molte cose ci accomuna. È ovvio, il Movimento 5 Stelle è per il no al nucleare, a prescindere in Veneto. Lasciamo stare progetti sperimentali come l'ITER in Francia, però
siamo per il no al nucleare di questa generazione e delle passate. Noi vogliamo la partecipazione dei giovani che siano all'altezza delle richieste della regione, che la regione aiuti per rimanere nel territorio. La sanità, ne abbiamo già parlato, l'ambiente, noi abbiamo una regione che è strainquinata da PFAS, si è scoperto che le cave con i materiali da riporto che sono stati usati e smantellando per fare le cave a Malo della Pedemontana Veneta, adesso sembra stiano rivenendo dei accumuli di PFAS anche lì, quindi stanno chiudendo dei pozzi artesiani. Abbiamo molti comuni che hanno solo i pozzi artesiani e non l'acquedotto. Abbiamo una regione che ha scelto di fare i bacini di laminazione dove ci sono delle cave. Abbiamo degli esempi anche nella provincia di Vicenza, cave che sono ovviamente a cielo aperto, ma hanno l'acqua sempre a livello perché sono cave di ghiaia in falda, e si è deciso di costruire degli argini sopra terra per gestire le emergenze quando, se capitasse veramente che un argine cede, crei l'emergenza sull'emergenza. C'è una pianificazione del territorio che è da rivedere, perché non si può procedere in questi mezzi a fare delle urgenze, poi creare il caso per fare quello che voglio. Bene, purtroppo il tempo a disposizione è terminato perché la par condicio ci impone delle misurazioni, e io la ringrazio Simone Contro, coordinatore veneto del Movimento 5 Stelle, che ci ha esposto, ma avremo modo di magari rivederci nel corso della campagna elettorale, quelli che sono i punti di forza proposti dal Movimento 5 Stelle, che ricordiamo fa parte della coalizione di centro-sinistra con candidato alla presidenza della Regione Veneto Giovanni Manildo. Grazie a Simone Contro, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito anche questa mattina. Arrivederci.